Grazie. Grazie a lei, onorevole.
Grazie Vicepresidente Sereni, grazie non soltanto per le sue parole, ma anche perché attraverso la sua presenza qui quest'oggi lei attribuisce anche un maggiore peso politico a questa iniziativa. Questa non è un'iniziativa di parte, questa è un'iniziativa che porta qui, nel cuore delle istituzioni, nel cuore del Parlamento e dunque nel cuore della rappresentanza democratica del nostro Paese, una vicenda che troppo a lungo è stata dimenticata, una vicenda che forse ancora oggi è troppo poco conosciuta. Vorrei subito dare la parola a chi ha dato senz'altro un grosso contributo al buon successo di questa iniziativa. Penso in particolare al Presidente dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, a cui passo subito la parola. Grazie. Vicepresidente della Camera, onorevoli rappresentanti delle Camere e del Governo della Repubblica, autorità tutte, rappresentanti dell'associazionismo del mondo dell'Alto Adriatico, signore e signori. È con senso di grande orgoglio che da Presidente dell'Università Popolare di Trieste ho ricevuto e accettato l'invito a partecipare e a dare un apporto organizzativo a questo importantissimo incontro in ricordo della strage ed in onore delle vittime di Vergarolla. Il primo riconoscimento ufficiale a livello istituzionale di quell'efferrato atto criminoso che ha portato via 64 vite umane, oltre ad un ulteriore imprecisato numero di altri deceduti non riconosciuti, mutilati e feriti. Considero infatti un dato importante che si sia guardato con rinnovata attenzione al ruolo dell'Università Popolare di Trieste, ente morale nato nel 1899, medaglia d'oro del Presidente della Repubblica Italiana dell'Arte e della Cultura, organo operativo da più di 50 anni del governo italiano, atto a mantenere i contatti tra le comunità italiane di Istria, Fiume, Dalmazia e la madre patria, tutelandone la cultura e la memoria storica, quale potenziale attore di riferimento e di connubio tra le associazioni degli esuli e le comunità dei cosiddetti rimasti. L'Università Popolare è oggi uno strumento attuale che sintetizza tradizione e modernità nell'attività istituzionale, un'attività svolta con gratificante successo sul territorio istriano, fiumano e dalmata a favore della comunità nazionale locale per conto del governo italiano nel periodo più complesso per il territorio dal dopoguerra fino al 1954, con il ritorno di Trieste alla madre patria, per giungere alle delicate fasi del conflitto balcanico e alla conseguente nascita delle due repubbliche di Slovenia e Croazia. La strage di Vergarolla, per il modo vile e impietoso con cui fu ideata e realizzata, anche per la coltre di silenzio e di depistaggi che a lungo la avvolse, è senz'altro uno degli episodi più gravi del secondo dopoguerra, paragonabile a pochi altri in Italia. È vero, come ricordato di recente dal direttore dell'Arena di Pola, Paolo Radivo, in un editoriale per il Libero Comune di Pola in esilio, che già nel luglio del 1946 ben 28.058 cittadini polesani avevano preannunciato l'intenzione di esodare nel caso la città fosse passata alla Jugoslavia. Poi in agosto l'eccidio di Vergarolla. Una strage che rafforzò e velocizzò, anche nei più titubanti, la convinzione che l'esodo fosse ormai l'unica garanzia di sopravvivenza, unica strada per mantenere la libertà e la propria identità, quella italiana. Si tratta, è necessario sottolinearlo, di una vera e propria strage, forse della più grande strage per numero di morti subita dal popolo italiano in tempo di pace nel dopoguerra, paragonabile a quelle del tragico periodo italiano del terrorismo politico degli anni 70 e 80. Verso quei morti innocenti abbiamo ancora un debito morale, comprendere il male per riconoscerlo e farlo conoscere. Questa forse è la responsabilità maggiore che ci consegna oggi Vergarolla. Questo l'onere che tutti noi portiamo nei confronti di chi non c'è più e a chi invece oggi finalmente ha diritto di conoscere. Conoscere vuol dire riconoscersi come paese, come popolo, come radici sfilacciate e poi riannodate della storia. Riconoscere e far conoscere la storia dell'Istria, quella di chi fu costretto a lasciare la propria terra o di chi invece decise di restare a casa propria. Riconoscersi per conoscersi di nuovo e riallacciare così il legame tra esuli e rimasti, tra italiani d'Italia e italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Lo chiedono le vecchie generazioni sulla propria pelle, che hanno vissuto il dolore dell'esilio e della congiura del silenzio. Lo chiedono le nuove generazioni, che hanno il diritto finalmente di sapere. Ma non di solo dolore è fatta la storia di questa terra d'Istria, a cui finalmente guardiamo come a una sorella ritrovata e ricongiunta nel grande abbraccio di questa ormai unica nostra grande regione d'Europa.
Un territorio, una regione ricca di bellezza, di cultura, di tenacia e forza, e per questo sosteniamo e continuiamo ad incitare il Ministero degli Affari Esteri italiano per l'opera di tutti coloro che lì ancora vivono e lavorano, mantenendo vive le radici della lingua, della scuola, delle tradizioni e del ricordo. L'incontro di oggi consente di procedere inesorabilmente nella direzione del rispetto e della tutela. La drammatica vicenda di Vergarolla non sarà conclusa finché un senso di giustizia e pace non pervaderanno in maniera piena e consapevole gli animi della gente dell'Istria e della Dalmazia. Per questa consapevolezza e questa prospettiva, Vergarolla oggi per noi deve essere speranza. La speranza che ognuno, vivo e attivo nella società civile, operi e ne tuteli la memoria, perché non c'è futuro senza memoria. Ed è confortante verificare come il tempo, le generazioni, le istituzioni italiane e croate, ma soprattutto l'impegno delle donne e degli uomini raccolti nelle varie associazioni e comunità di esuli e di rimasti, abbiano saputo pervenire, giungendo da strade diverse, a questo fondamentale punto di umana condivisione del dolore e del ricordo, che si riconosce nelle vittime del vile attentato e nell'onore che si rende loro ogni anno il 18 agosto, fin dalla prima commemorazione sulla spiaggia di Vergarolla e sul monumento nella piazza del Duomo a Pola. Sono cambiati i tempi e forse il concerto all'Arena di Pola del 3 settembre 2011 con la partecipazione del Presidente della Repubblica italiana, onorevole Giorgio Napolitano, e il corrispettivo onorevole Ivo Josipovic, con il loro congiunto discorso di pace, ha stimolato in maniera irreversibile il processo comune di amicizia e condivisione. Mi piace anche ricordare il sentito messaggio della Presidente Deborah Serracchiani dell'agosto 2013, che con toccanti parole portava la testimonianza sua e della Regione Friuli Venezia Giulia che presiede. Ed è con grande senso di gratitudine civico ed istituzionale, onorevoli Garavini, Farina e Rosato, che ricordo l'interpellanza da voi estesa nell'autunno scorso e l'immediata risposta del Vice Ministro Marta Dassù e la disponibilità in merito ad iniziative scientifico-progettuali di ricerca tese a far meglio conoscere la tragedia dell'esodo e le atroci vicissitudini che la popolazione autoctona italiana dovette subire dal regime comunista nell'ex Jugoslavia al termine delle ostilità. Non posso non rivolgere un grazie amicale e sentito, mio, dell'Università Popolare, ma che sono certo sia totalmente condiviso da tutti i presenti e dalle importanti associazioni qui rappresentate, a Simone Cristicchi. Grazie alla forza del suo teatro, della poesia, della canzone, Simone, insieme allo scrittore e giornalista Jan Bernas, coautore del testo e presente oggi in sala, ha saputo tradurre e divulgare un dramma immenso in maniera sicuramente più diretta, più efficace e popolare rispetto a decenni di convegni e studi scientifici, senza ovviamente nulla togliere o non rendere merito all'impegno di tutti gli studiosi e i ricercatori che ancora oggi analizzano e indagano dati e documenti con l'onestà intellettuale e storica. Con parole, musica e poesia nel monologo che tra poco avrete il piacere di sentire, Simone Cristicchi e Jan Bernas hanno aperto il cuore e liberato la mente a tutti noi, per un abbraccio simbolico e condiviso tra le genti di qua e di là del nostro mare Adriatico, nei teatri in Italia, in Istria e a Fiume. Grazie Jan, grazie Simone per aver accettato. Per ultimi, ma sicuramente non per importanza, desidero ringraziare Antonio Ballarin dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia e Davide Rossi del Coordinamento Adriatico, che sono, oltre a essere due carissimi amici, ho sempre potuto godere del loro aiuto e del confronto intellettuale e concettuale in tante circostanze condivise e anche per questo importantissimo appuntamento. Per uno Stato le ricorrenze sono festività laiche con cui preservare la propria memoria. Con questo spirito invito il Parlamento a prendere in seria considerazione la possibilità di costituire in questa legislatura, che coincide con il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, una commissione di esperti per fare finalmente luce sugli accadimenti di Vergarolla e ridare così dignità al proprio passato. L'Università Popolare di Trieste ed io personalmente rinnoviamo il cordoglio ai parenti delle vittime della strage di Vergarolla
e confermiamo il nostro impegno, qualora fosse necessario, e ogni impulso utile affinché la commemorazione della strage di Vergarolla assuma un ruolo nello spirito del giorno del ricordo e all'interno delle iniziative proposte nell'ambito delle leggi 72-2001 e 73-2001. Contemporaneamente ci auguriamo che sempre più forte si manifesti la volontà di concordia e di rinascita nel giusto ricordo per tutta la nostra gente legata indissolubilmente dal mare Adriatico. Grazie. Grazie Presidente Somma. È importante per tutti noi. Buon lavoro. Grazie.